J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Benvenuti allo stadio Is Arranas di Tertenia per la 13ª giornata del campionato di prima categoria Girone A. Si affrontano i padroni di casa del Tertenia e il Serramanna. Si tratta quasi di un testacoda tra la prima della classe, il Serramanna, e i padroni di casa del Tertenia, che invece stazionano in zona retrocessione. Due squadre che stanno vivendo un momento opposto. Il Tertenia non vince da 5 giornate, mentre il Serramanna dal canto proprio arriva da una striscia vincente di ben 6 turni. Tertenia, abbiamo detto, che si trova al terzultimo posto con 9 punti, una vittoria in 12 partite fino a questo momento, 6 sono i pareggi, 5 le sconfitte. Nell'ultimo turno pareggio per 1-1 sul campo dell'Atletico Lozzorai, mentre in precedenza c'era stata la sconfitta su questo campo contro il Quartu 2000 con il punteggio di 2-0, con il punteggio di 4-2, chiedo scusa. L'ultimo successo è datato 1 novembre, 2-0 all'Atletico Settimo con reti di Santo e di Fiore. A dispetto della posizione di classifica, il Tertenia però, attenzione, è una delle squadre che segnano di più, 22 reti messe a segno. Solamente il Serramanna, il Villagrande, quindi le prime due della classe, poi anche il San Roque e lo Iersu segnano di più, 28 sono invece le reti subite. Mentre è arrivato ora il fischio d'inizio da parte del direttore di gara, che ricordiamo il signor Andrea Senes della sezione di Cagliari. Il pallone ora calciato in avanti dal giocatore del Tertenia. Siamo in debito delle formazioni iniziali scelte dai rispettivi tecnici, mentre arriva ora il fallo ai danni di Mirko Azzeni per il Serramanna, comandato il calcio di punizione. Dicevamo Tertenia che scende in campo con il numero 1 Andrea Murgia, con il numero 2 Giuseppe Mereu, con il numero 3 Diego Lorrai, con il numero 17 Alessandro Pani, con il numero 5 Simone Melis, con il 6 Giuseppe Deiana, con il 7 Matteo Aresu, con l'8 Mario Piroddi, con il 9 Daniele Salerno, con il 10 Alessandro De Murtas, con l'11 Michael Biolchini. A disposizione ci sono Lois, Cattu, Floris, Pisano, Aresu, Deplano, Andrea Melis, Federico Melis e Mariano Di Santo. Il Serramanna dall'altra parte risponde con Luca Concas in porta, quindi con il numero 5 Silva, con il numero 10 Luca Coccodi, con il numero 11 Alessio Meloni. Ovviamente questa formazione in rigoroso ordine numerico, ancora con il numero 21 Michel Medda, con il numero 24 Maurizio Frongia, con il 29 Pietro Aretino, con il 51 Mirko Azzeni, con il 60 Nicola Azzeni, con l'88 Filippo Lai, con il 91 Francesco Frau. A disposizione del tecnico Fabrizio Carracoi ci sono Sani Amorati, Argiolas, Ena, Mannias, Pau, Podda e Secci. Ancora il Serramanna a cercare la sortita offensiva, il pallone conteso che sarà comunque a disposizione ancora della formazione campidanese per la rimessa in gioco. Serramanna, abbiamo detto, capolista incontrastata finora del Girone A del campionato di prima categoria, 31 punti, 10 vittorie in 12 partite, miglior attacco, 33 reti messe a segno, miglior difesa, soltanto 4 reti incassate, più 5 sul Villagrande che insegue. Nell'ultimo turno successo per 1-3 in casa contro
l'Atletico settimo, unico pareggio la prima giornata contro il Gemini Pirri, l'unica sconfitta invece nel sesto turno 0-1 proprio con il Villagrande. Ancora il Serramanna che ora prova a giocare questo pallone con Alessio Meloni, c'è però l'intervento da parte del signor Andrea Senes a comandare il calcio di punizione in favore del Tertenia. 2 minuti e 25 secondi di gioco se ne sono andati nel corso di questo primo tempo, ovviamente sempre 0-0 il punteggio, mentre il portiere del Tertenia si appresta a calciare il pallone respinto e poi ancora giocato in avanti dai giocatori padroni di casa, questo in maglia blu, pantaloncini neri per il Tertenia, maglia e pantaloncini bianche, a strisce verticali celesti invece per il Serramanna che sembra in queste prime battute insomma cercare di fare la partita, di tenere in mano il pallino del gioco. Ora il numero 5 Silva che si gira e poi prova a lanciare in maniera interessante nel settore di destra il compagno di squadra Maurizio Frongia che aveva cercato la profondità. Il Tertenia può cercare di approfittare di qualche spazio per agire in contropiede. Qui la linea di passaggio in direzione del giocatore in maglia numero 11 Michael Biolchini viene intercettata. Il Tertenia potrà comunque provare a farsi vedere in zona offensiva con questa rimessa in gioco già battuta, il pallone appoggiato di testa verso il numero 17, si tratta di Pani, cerca di andare via lungo la linea di fondo campo, l'ultimo tocco però è il suo secondo il direttore di gara, dunque rimessa per Luca Concas, estremo difensore del Serramanna che non ha in campo dal primo minuto in questa partita quello che è il capocannoniere del girone A del campionato di prima categoria. Stiamo parlando ovviamente di William Amorati, probabilmente qualche problema fisico per lui, dunque in panchina. È arrivata la battuta della rimessa dal fondo, il pallone che spiove viene colpito di testa da parte del giocatore in maglia numero 9 del Tertenia, Daniele Salerno. Pallone messo in gioco da Aretino, sempre Salerno a caccia del pallone, riesce ad allontanarlo, Azzeni non benissimo, prova ad andare a contrasto dunque Michael Biolchini, ancora un pallone qui lanciato lungo in avanti senza però particolare precisione e dunque raccoglie con estrema calma Andrea Murgia, il portiere del Tertenia, rimesso in movimento Diego Lorrai. Quindi finisce per terra senza fallo secondo il direttore di gara De Murtas, ancora Salerno alza la testa, prova a servire Pani sul corridoio di sinistra, anche qui arriva l'intercetto da parte di Aretino che poi va a contrasto con coraggio, guadagna questa rimessa in gioco. Abbiamo oltrepassato il quinto minuto di gioco in questo primo tempo, 0-0 il punteggio, ancora nessuna occasione il Tertenia, ora ci riprova con Alessandro De Murtas, qui a contrasto riesce ad arrivare sul pallone Michel Medda andando a spingere però l'avversario secondo il signor Senes. Allora calcio di punizione per il Tertenia con Alessandro De Murtas che è andato a prendersi il pallone e si incaricherà della battuta, calcerà in mezzo con il mancino a ridosso dei 16 metri, c'è Daniele Salerno, diversi compagni all'interno dell'area, riconosciamo per esempio Pirodi, la battuta verso il portiere, poi a un passo dal gol il Tertenia al sesto minuto di gioco, qui forse anche disturbato un po' dal sole, Luca Concas ha interpretato male la traiettoria del pallone, è stato scavalcato, c'era il giocatore dietro di lui che ha rimesso in mezzo, poi il pallone allontanato alla disperata proprio a ridosso della linea di porta. Prima chance della partita allora per il Tertenia che giunge al minuto 6, prima emozione della gara, dunque a dispetto di quanto vi avevamo raccontato dopo i primi minuti di gara con il Serramanna che sembrava fare la partita, il primo squillo è stato però di marca Tertenia. Ora Meloni trova qui Azieni, viene spinto, già battuto il calcio di punizione, attenzione a Meloni che carica il destro, il pallone termina fuori, nessun problema qui per Murgia, il pallone si è abbassato ma non abbastanza per impensierire il numero 1 del Tertenia. Partita abbastanza
frizzante in questo avvio, una sola occasione, però ritmi di gioco tutto sommato gradevoli. Si attende la rimessa dal fondo da parte di Murgia, ovviamente weekend caldissimo ancora sugli schermi di Directa Sport. Faremo il punto alla prima pausa utile. Il pallone che spiove verso il cerchio di centrocampo, giocato ancora in avanti, stavolta in maniera rapida dal Serramanna. Silva però non riesce a controllare come avrebbe voluto. Allora il pallone qui colpito di testa, con ancora una segnalazione però da parte del direttore di gara. Che è andato a sancire il calcio di punizione in favore del Tertenia. Battuta lunga, lo stop, poi il passaggio all'indietro verso Salerno che allarga, Pani controlla, è affrontato da Aretino, arriva anche Frongia a sostegno, ribatte il pallone, rimessa con le mani per il Tertenia, coraggioso in questo avvio di gara al cospetto della squadra che è capolista indiscussa del girone, a raccogliere la sfera ed è pronto con la battuta all'esterno di sinistra del Tertenia Lorrai, quindi il pallone calciato ancora verso il centro, stavolta troppo lungo, si impegna comunque Mario Piroddi per cercare di mantenere in campo. Il pallone è più veloce però di lui, in questo caso Francesco Frau. Che lascia l'incombenza della battuta con le mani a Nicola Azzeni, con la maglia numero 60 per il Serramanna. Qui l'anticipo, poi il pallone che arriva a disposizione di Biolchini, prova a girarsi, riesce a superare un avversario, il pallone termina oltre la linea laterale. Biolchini pensava di poter avere a disposizione il fallo laterale, non è così secondo il direttore di gara. Il gioco che è ripreso, l'appoggio di testa all'indietro e poi calciato lungo in avanti a cercare con la maglia numero 10 Luca Coccodi per il Serramanna. Insiste però il Tertenia, ripetiamo, avvio senza alcun timore reverenziale per la squadra di Salerno. Si continua a giocare, ancora la rapidità di Meloni lungo l'esterno di sinistra, forse anche leggermente spinto, il pallone viene messo in fallo laterale, una discesa rapidissima da parte di Meloni, e Sea Morati è il capocannoniere del girone. Immediatamente alle sue spalle c'è proprio Alessio Meloni per il Serramanna, 11 reti finora in stagione. Il miglior marcatore del Tertenia invece Alessandro De Murtas, che di gol ne ha realizzati 8. Ancora il Serramanna, qui Silva, il pallone troppo lungo, prova in qualche modo Coccodi a tenerlo in gioco, ci riesce ma non ci sono compagni pronti a seguire la sua azione. La protezione del pallone qui Michel Medda, poi in difficoltà, trova comunque l'appoggio all'indietro Aretino. Tocco per vie centrali, serie di tocchi di prima intenzione qui per il Serramanna che prova a costruire con pazienza. Qui si cambia gioco, il pallone che arriva verso sinistra con Frau che lotta, perde il duello con il suo avversario diretto. Si trattava di Matteo Aresu che ha anche guadagnato il calcio di punizione che giunge al 10° 40 secondi di questa prima frazione. 0-0, reti bianche qui allo stadio Isarranas di Tertenia. L'unica occasione qui è stata per i padroni di casa fino a questo momento. La battuta del calcio di punizione, Piroddi prova l'intervento, poi a caccia della sfera Frongia non riesce a rilanciare in avanti, rimessa Tertenia ancora a occupare in maniera abbastanza prolungata la metà campo offensiva in questa fase. È pronto come sempre Diego Lorrai, qui è difettoso lo stop da parte del compagno di squadra. Allora Aretino da un'occhiata in avanti con Coccodi che provava a smarcarsi, un calcione alla palla da parte di Filippo Lai, la sfera che si impenna, viene ribattuta di testa da parte di Salerno, poi ancora anche con un pizzico di fortuna in questo caso Filippo Lai. Silva resiste alla carica, trova Meloni, il tocco molto interessante di prima, aperto lo spazio sulla sinistra per Frau che ci arriva con un pizzico di ritardo. Buona lettura dall'altra parte per Andrea Murgia. Serramanna che qui ha provato
comunque a sfruttare bene lo spazio, una serie di tocchi di prima per liberare poi la discesa sul settore di sinistra. Qui un pallone abbastanza sanguinosamente perso dal Tertenia, la battuta sul primo palo e poi il calcio d'angolo per il Serramanna. Qui il Tertenia ha rischiato grossissimo sugli sviluppi di un pallone perso in fase di impostazione. Prendiamo nota allora anche di questa chance al 12° minuto con Luca Coccodi. La battuta del corner, Meloni prolunga la traiettoria della sfera che è ancora a disposizione di Coccodi, un'occhiata verso il centro, ancora un cross, Meloni qui prova a coordinarsi per la battuta in porta, insiste il Serramanna con Silva, si sposta il pallone sul sinistro, finisce giù la battuta dalla distanza, il pallone fuori con la conclusione che era stata cercata in questo caso da Mirko Azzeni. C'è stata una deviazione secondo il direttore di gare e dunque ancora Serramanna in avanti. Prima chance della partita per la squadra di mister Fabrizio Carracoi poco fa. Vediamo se ne guadagnano in termini di intensità. Meloni e compagni, la battuta del corner da parte di Silva, cercava inserirsi in questo caso con la maglia numero 60 Nicola Azzeni, l'impatto con la sfera però non è quello che avrebbe voluto e dunque con calma. Andrea Murgia recupera il pallone, fa respirare anche i compagni, li fa avanzare di qualche metro. Confermiamo insomma l'impressione avuta qualche minuto fa, partita tutt'altro che disprezzabile dal punto di vista dei ritmi. Qui c'è la spinta da parte di Michel Medda, punizione Tertenia, sul pallone c'è il giocatore in maglia numero 10 Alessandro De Murtas, come detto miglior marcatore stagionale fin qui per il Tertenia. Tende che anche Salerno arrivi a ridosso dei 16 metri. La battuta con il pallone respinto in questo caso da parte di Filippo Lai, c'è Meloni, poi il tocco di prima, Azzeni, Frau, trovato bene Coccodi. Qui il Serramanna ha provato, come già in precedenza peraltro, a imbastire una manovra in velocità fatta di tanti tocchi di prima intenzione, mancata un po' di precisione. Allora Aretino all'indietro in direzione del compagno di squadra Filippo Lai, quindi il lancio da parte di Nicola Azzeni. Attenzione al Tertenia, qui c'è il taglio molto interessante da parte di Michael Biolchini, buona l'idea in anticipo però Luca Concas. E ora Aretino mette giù il pallone, avanza qualche metro, pressato e costretto a scaricare all'indietro. C'è Lai e poi Serramanna che si affida ai piedi molto educati di Silva, che qui sbaglia tutto però. Attenzione a Salerno, già servito Aresu. Serramanna che però è ben schierato a protezione della propria porta. Qui un altro passaggio sbagliato, prova a innescare come sempre la velocità di Alessio Meloni, pallone ribattuto di testa, Aresu lo mette giù, poi Piroddi provava a passare lungo il corridoio di destra il Tertenia. Silva ancora, palla al piede, attenzione al Serramanna, il pallone verso Frongia, mette fuori di testa Diego Lorrai. Buona la copertura qui da parte dell'esterno di sinistra del Tertenia, si è rifugiato in corner. Corner da destra e come sempre il giocatore deputato, una battuta dei calci piazzati in casa Serramanna e Silva. Abbiamo visto andare a segno con uno splendido calcio di punizione in occasione del match contro lo Ierzu. Il pallone qui fuori di un soffio, aveva scelto bene il tempo del colpo di testa Alessio Meloni. Occasione Serramanna che giunge al 17° con Alessio Meloni della seconda della partita per la squadra di Fabrizio Carracoi. Tanta qualità
in avanti, nonostante, come abbiamo già detto, l'assenza di William Amorati. Comunque la potenza di fuoco, insomma, nel pacchetto avanzato resta in grande rilievo. Lamenta un fallo qui il giocatore del Serramanna in maglia Medda, viene accontentato dal fischio dell'arbitro. Il lancio a cercare Alessio Meloni, quindi con il numero 51 Mirko Azzeni, un altro pallone perso. C'è Medda però a risolvere una situazione che poteva diventare un po' intricata. In anticipo qui Lorrai ha tutto lo spazio per avanzare, si allunga un po' troppo il pallone, ancora a lottare sulla sfera qui il giocatore del Tertenia in maglia numero 6. Si tratta di Giuseppe Deiana, con esperienza, con mestiere, guadagna il fallo laterale. 18esimo che scocca in questo momento. 0-0 il risultato qui allo stadio Isarranas di Tertenia, con i padroni di casa a cercare nuovamente di farsi pericolosi in avanti. Subito fermati però Medda per Silva, si gira e trova immediatamente Alessio Meloni, costretto a indietreggiare, prova a girarsi, non glielo permette facilmente Salerno, trovato comunque lungo l'esterno di destra con la maglia numero 24 Maurizio Frongia. Il pallone alzato, Medda tocca lateralmente di testa, poi un altro colpo di testa a beneficio di Alessio Meloni. Fermato il movimento qui da parte di Alessandro De Murtas. Aretino chiede scusa per probabilmente aver allargato in maniera involontaria il gomito sull'avversario. Medda prolunga il pallone verso Frau, che riesce ad arrivare per primo. Attenzione alla discesa da parte del numero 91 del Serramanna, che però non trova sbocchi. A quel punto arriva il pallone perso. Il Tertenia non perde un istante, prova subito a innescare i propri giocatori più avanzati. Attivo Biolchini là davanti, attivo ovviamente anche De Murtas. Biolchini bravo a scegliere il tempo del taglio, a tenere in apprensione i centrali di difesa del Serramanna. Qui c'è un'altra rimessa con le mani a beneficio della squadra di Salerno, sempre Lorrai, spesso sollecitato il mancino in maglia numero 3. Medda riesce in qualche modo a propiziare il recupero di palla da parte di Frongia con eleganza. Qui Silva se ne va via, lancia lungo verso la fuga di Coccoli, ancora attento con il numero 6 Giuseppe Deiana, insiste il Serramanna. Silva qui non è bravo come in precedenza, si allunga troppo il pallone, qui lascia rimbalzare Aretino. Il Serramanna rischia di complicarsi un po' la vita, ha alzato questo strano campanile che può diventare buono per Biolchini. Pallone che rimbalza, è il Tertenia che riesce comunque a ottenere un calcio d'angolo da sinistra. Aretino e Concas qui avrebbero forse potuto fare qualcosa di meglio. Ne nasce questa potenziale chance con il corner da sinistra, come detto, per il Tertenia, che vuole punti da questa partita, punti che sarebbero prestigiosi e che permetterebbero anche ovviamente di allontanarsi un po' dalle sabbie mobili della classifica. Qui è facile l'uscita da parte dell'estremo difensore del Serramanna, poi un errore rischiava ancora di favorire Meloni a caccia del pallone, lo recupera quindi Silva, si gira Silva, cerca e trova Coccodi, il tocco involontario qui con un braccio da parte di Mereu, pallone che esce oltre la linea laterale, la rimessa per il Tertenia. Lorrai in avanti in direzione di Pani, prima di lui di testa c'è l'intervento da parte di Frongia, poi si lotta con il pallone a ridosso della linea laterale. L'ultimo tocco è stato ancora di un giocatore del Serramanna. Lorrai che è pronto, pallone sporcato qui da Michel Medda, si alza il vento qui allo stadio di Sarranas di Tertenia, vento che si fa sentire ma che non sembra, almeno finora, poter disturbare o condizionare in maniera pesante lo svolgimento della partita. Lorrai sempre sul pallone, il tocco in direzione di De Murtas, provava
a girarsi qui anche con il colpo di tacco, il contrasto perso dal giocatore del Tertenia, prova l'intervento addirittura da terra, De Murtas, Deiana qui forse poteva agire con maggior calma, il pallone colpito di testa e poi pulito da Azzeni, può avanzare palla al piede, si tratta in particolare di Mirko Azzeni, grande anticipo qui da parte invece di Lorrai. De Murtas in mezzo a una selva di maglie bianche e celesti, non riesce a giocare facilmente il pallone, Serraman allora che può agire, Aretino, 22:30. Se ne sono andati sul cronometro del primo tempo, sempre 0-0 qui a Tertenia nella 13ª giornata del campionato regionale di prima categoria. Sempre Silva qui a far valere le sue abilità nel palleggio, anche nell'1 contro 1 trova bene, quantomeno nelle intenzioni, il taglio di Frau, pallone un po' troppo alto per il numero 91, insiste il Serraman, Azzeni di testa, poi il pallone allontanato. Arriva Frongia, riesce in qualche modo a toccare all'indietro a beneficio di Michel Medda, ancora il 21 del Serraman, alza la testa, prova il dribbling, Silva, ancora Silva, il pallone qui è sul destro, il tentativo di battuta da parte di Silva, il pallone è alto, nessun problema qui per Andrea Murgia. E allora, come preannunciato, tanto calcio sugli schermi di Directa Sport anche in questa domenica. Sono ben 3 le gare di eccellenza regionale che vi proponiamo. Le sfide tra Porto Rotondo e Monastir Cosmoto, quindi ancora Nuorese contro Ferrini Cagliari, la nuova Ferrini di Sebastiano Pinna. E ancora un'altra sfida attesissima, Muravera contro Arbus. Mario, su a centrocampo. Mario, rientra! Il fallo subito da Frongia, subito da Aretino, Deiana riesce ad allontanare, trova subito Biolchini, viene fermato però da Nicolazzeni in maniera fallosa. Il capitano del Serraman, qualche animosità prima della battuta con Salerno, e va a depositare il pallone sul punto di battuta. Siamo quasi al 25esimo. Discute con la panchina De Murtas. Abbiamo detto Tertenia che non trova il successo da 5 giornate, che vuole far felici i propri tifosi portando a casa un successo di grande prestigio. Serraman che ovviamente a questo punto vuole al canto proprio fare il largo, prendere il largo il più possibile. In qualche modo archiviare magari il passaggio di categoria già in pieno inverno. Vedremo come andranno le cose. Qui Pirodi in una situazione un po' complicata riesce comunque a proporre questo pallone in mezzo, ribattuto non benissimo Salerno dalla distanza, il pallone fuori. Si è riprovato comunque il Tertenia al 26esimo, pallone fuori, tutto sotto controllo in questo caso per Luca Concas. Concas che ora è pronto alla battuta della rimessa, il suo pallone a cercare la testa di Frongia, ci arriva per primo Salerno che è stato peraltro anche trattenuto. Punizione per il Tertenia a ridosso nella zona centrale del campo con Deiana, il capitano nella formazione biancorossa che si è quest'oggi in maglia blu, pronto per calciare con il destro. Qui cambia idea, cercherà verosimilmente una battuta lunga, eccola qui con il destinatario che era Biolchini, spinto Alessio Meloni, può avanzare il Serraman. Simone Melis
va allontanato in precedenza dal numero 5 all'altro, Re Silva, quindi Michel Medda fa capolino anche il sole, lo vedete qui sul terreno di gioco dello stadio di Sarranas di Tertenia. Meloni quasi un no look a trovare comunque Frau, attenzione alla percussione di Frau, Coccodi termina a terra, poi Melis allontana, prova a insistere il Serramanna qui con Azzeni, Silva a vuoto di testa, poi Salerno direttamente tra i piedi di Michel Medda, Frongia, Salerno a terra, qualche problema fisico per lui, gioco interrotto, signor Senes di Cagliari che va a sincerarsi delle sue condizioni. Allora possiamo sfruttare questa pausa per approfondire il palinsesto del weekend di Directa Sport, lo vedete anche in sovraimpressione con intanto l'appuntamento su TCS per mercoledì per rivedere appunto questa partita. Abbiamo parlato di Nuorese Ferrini, di Muravera Arbus, di Portorotondo Monastir. Questa è la nostra domenica, tanta palla a mano invece nel nostro sabato. Due tra le principali formazioni sarde, la Raimond nella A2 maschile e le Lions nella A2 femminile, hanno giocato rispettivamente contro Parma e contro il Sardegna. Due match che avete visto in diretta e che potrete rivedere sia su Directa Sport che su TCS, così come il match valido per il campionato di Serie C femminile di calcio a 11, Torres contro Riozzese, e ancora gli highlights di Castiadas Monterosi nel campionato di Serie D. Poi la festa del ciclismo, la festa dell'atletica, è stato un giorno dell'Immacolata molto intenso sugli schermi di Directa Sport. Questo il quadro, tutti gli appuntamenti dunque visibili anche in differita, non solo su Directa Sport ma anche sul canale 13 del digitale terrestre. Purtroppo costretto a uscire per il momento Salerno per il Tertenia costretto in questa fase della gara allora a disimpegnarsi in inferiorità numerica mentre si applica del ghiaccio spray sulla caviglia, anzi sul piede sinistro di Salerno, evidentemente risentito di una botta in precedenza, di un contrasto. Qui Meloni provava a far filtrare un pallone tutt'altro che cattivo verso Coccodi, insiste il Serramanna, qui il cambio di gioco ottimo di Michel Medda per Frau, può puntare il suo avversario, converge verso il centro, la battuta con il destro, il pallone alto sopra la traversa, nessun problema per Andrea Murgia e torna in campo intanto Salerno, dunque nuovamente 11 contro 11. Scocca in questo istante la mezz'ora del primo tempo, ancora reti bianche qui a Tertenia, mentre il portiere della formazione di casa Murgia si prepara per la battuta. Salerno spizza di testa, poi Aretino, pallone in avanti, Coccodi non ci può arrivare. Va bene, dai. Allora Frongia, Coccodi, Silva mette giù e invita all'azione Mirko Azzeni, si allunga troppo il pallone, attenzione al Tertenia, là davanti con Biolchini, lo spunto di Biolchini è solo, però là davanti arriva solo ora la collaborazione di un compagno. Nel frattempo però Biolchini non è riuscito a conservare il pallone a contrasto con Lai, vediamo se risponde subito il Serramanna con Coccodi che resta a terra colpito sulla caviglia. Arriva anche il fischio da parte del signor Senes di Cagliari a comandare il calcio di punizione per gli ospiti. Calcio di punizione battuto per Silva, attenzione qui un po' perso Silva, la battuta con il destro e la parata da parte di Murgia, ha avuto tutto il tempo per calibrare il destro Silva, destro angolato anche se non particolarmente potente, ci è arrivato con la mano di richiamo Murgia. Da segnalare allora anche questa chance che giunge al 31esimo, qui il tiro dalla distanza anche per il Tertenia, colpo su colpo, bel primo tempo finora, nessun problema qui per Concas, mentre c'è un altro giocatore a terra per il Tertenia,
subito un colpo al volto probabilmente. Pallone sportivamente messo fuori. C'è De Murtas a terra, lo vedete inquadrato ora dalla camera guidato dal nostro Mattia Azzeni. Dolorante non al volto, anzi alla caviglia sinistra. Il miglior marcatore stagionale del Tertenia, 8 centri finora. Si rialza un po' malconcio, zoppica De Murtas, un giocatore peraltro va a effettuare il riscaldamento, quantomeno sembra lo stia per fare. La panchina del Tertenia, si tratta del numero 16 Giambattista Aresu. Vedremo se ci sarà bisogno del cambio. Non particolarmente confortante il linguaggio del corpo in questo caso da parte di De Murtas, sarebbe una tegola non da poco, e a questo punto sembra ci sia bisogno del cambio, anzi no, riveste la pettina Aresu ed è di nuovo in campo De Murtas. Dunque sospiro di sollievo per il Tertenia. 33esimo. Lai riparte dal giro palla arretrato, qui il Serramanna. Silva che non controlla bene, c'è Frongia contro due avversari, rimesse per il Tertenia. Medda manda a vuoto il suo avversario, si trattava di Pani, quindi attenzione a Mirko Azzeni. Alessio Meloni, c'è il movimento di Frongia, largo a destra, eccolo a ricevere in questo momento, affrontato da Lorra, il velo di Medda, la battuta dal limite da parte di Mirko Azzeni, abbastanza strozzata, allontana il Tertenia. Colpo di testa di Silva, insiste ancora la squadra di Carracoi, che però qui sbaglia tutto con Mirko Azzeni. Voleva invitare all'azione ancora sul settore di destra Maurizio Frongia. Rimesso un po' in difficoltà Aresu. Allora Nicola Azzeni per Frongia, cercato Meloni, Degliana allontana, e quindi il duello fisico con Salerno protagonista. Qui ancora per terra il giocatore in maglia numero 9 del Tertenia, senza fallo a giudizio del signor Senes di Cagliari, a vuoto in due Meloni e Lorrai, con l'ultimo a toccare che è stato il giocatore del Tertenia. Dunque fallo laterale per la capolista del girone A del campionato di prima categoria, Pietro Aretino, che cerca una linea di passaggio, la trova in direzione di Coccodi. Il colpo di testa, il pallone qui allontanato non bene da parte di Piroddi. Poi senza tanti complimenti Simone Melis, sperava anche magari in uno scatto, in una fuga da parte di Salerno. Si riparte da Concas, quindi Nicola Azzeni, palla al piede, il in verticale verso Meloni, si sviluppa sul settore di sinistra. Qui la trama del Serramanna, ha provato Melis a controllare, si è allungato troppo il pallone e dunque concede. Questa rimessa laterale, Nicola Azzeni, uno sguardo verso il centro, attenzione qui a Coccodi che provava a inserirsi. Murgia qui esce dall'area, con il piede è riuscito a evitare il corner in favore del Serramanna, e poi rilancia lungo. Sta per scoccare il 37esimo, partita che ancora non si sblocca. Murgia
Il duello con De Murtas finisce per terra, Frongia reclama un fallo che però non arriva, arriva invece la rimessa con le mani per Pietro Aretino, libero da marcature. Michel Medda può controllare con grande calma il pallone, si spiegano De Murtas e Frongia, il gioco che prosegue. Silva ha provato a saltare ancora il suo avversario, attenzione a Meloni, serve qui l'inserimento di Michel Medda, più rapido di lui Lorrai che fa carambolare anche il pallone sui suoi piedi, con astuzia guadagnata questa rimessa laterale che consente al Tertenia di respirare. C'è necessità del cambio dunque in casa Tertenia, l'uscita di Salerno e l'ingresso in campo di Gian Battista Aresu. Cambio che arriva al minuto 37 della prima frazione, cambio obbligato per la formazione biancorossa. Allora, d'ora in avanti Salerno potrà seguire dall'esterno la gesta dei suoi, vogliono portare a casa dei punti, come detto, da questa sfida difficilissima. Qui Nicolazzeni esagera un po' con il dribbling, Tertenia che prova a mettere giù il pallone con De Murtas, resiste alla carica di Frongia, l'ultimo a toccare è stato il 24 in maglia bianca. Arriva Lorrai per la rimessa laterale, Aretino si rifugia ancora oltre la linea laterale, Lorrai, movimento di De Murtas, tentativo di cross qui totalmente sballato da parte di Lorrai, il pallone oltre la linea di fondo campo, nessun problema per il Serramanna. 6 minuti scarsi più eventuale recupero al termine del primo tempo. Lai verso Meloni, la spizzata di testa per l'inserimento di Coccodi. Ancora una rimessa già battuta da Meloni per Silva, prova a resistere alla carica, perde il pallone dopo l'intervento di Pani, c'era però la trattenuta con il signor Senes, punizione battuta improvvisamente in maniera troppo rapida però secondo il fischietto cagliaritano, che qui va a parlare con Michel Medda e anche con il capitano del Tertenia Giuseppe Degliana. Sistema con cura il pallone sul punto di battuta Silva, 3 uomini in barriera per il Tertenia, sembra abbastanza preoccupato Andrea Murgia. Silva è abilissimo, come sanno anche gli spettatori di Directa Sport, con i calci da fermo, pressoché impossibile che possa però cercare la porta da quella posizione. Lo scatto di Aretino, il pallone indirizzato verso probabilmente Michel Medda, poi ribattuto di testa, il tacco di Meloni direttamente tra le mani di Murgia, attenzione alla ripartenza subito cercata verso De Murtas, qui si trova un po' scoperto il Serramanna ma mantiene la calma. Filippo Lai appoggia, alleggerisce all'indietro verso il suo portiere, è già ripartita la squadra di Fabrizio Carracoi, come sempre Silva, Meloni la sponda con il petto, Murgia cercava qui la profondità da parte del compagno, Lorrai perde un pallone pericolosissimo messo in mezzo, qui il suggerimento per Mirko Azzeni che non ci arriva, era pronto alla battuta in porta. Ha rischiato il Tertenia, come già era successo peraltro nelle battute iniziali di questo primo tempo, sugli sviluppi di un pallone perso. E allora Frau per il Serramanna, vede il movimento di Silva, preferisce servire Nicolazzeni. Il tocco che prende in controtempo Michel Medda, Biolchini trova De Murtas, la rapidità dei giocatori offensivi del Tertenia.
qui chiamati a trovare soluzioni. Murgia, anzi Frongia intercetta, attenzione ancora Meloni, la battuta da dimenticare con il destro in diagonale, pallone fuori di svariati metri. Arriva anche il primo cartellino giallo della partita, il destinatario, il giocatore in maglia numero 5 del Tertenia, si tratta di Simone Melis. E dunque ci ha provato il Serramanna, in questo caso Alessio Meloni là davanti è sempre una spina nel fianco. Qui però il suo destro è stato tutt'altro che perfetto. È pronto allora per la battuta dal fondo il portiere del Tertenia, Murgia, pallone che spiove, il colpo di testa di Michel Medda. Meloni nel corpo a corpo con Deiana, quindi Mereu non trova compagni, di testa Aretino, Frongia prova l'intervento, De Murtas è andato a contendergli il pallone, sarà Lorrai a rimettere in gioco con le mani. De Murtas, quindi Silva cercava di andarsene in mezzo a due, ancora il pallone conteso e a disposizione qui del Tertenia per la rimessa laterale. Lorrai, Aretino protegge il pallone, poi allontana Lai a cercare ancora Meloni. Mereu, qui Mirko Azzeni trova Meloni, attenzione a Coccodi che prova a lanciarsi in profondità, il duello con Mereu, prova a saltarlo, resiste Mereu, anche grazie all'aiuto da parte di Aresu. Il Serramanna che insiste, il pallone viene allontanato da Lorrai. De Murtas, Aretino in anticipo di testa, quindi Frongia. Intervento arbitrale a segnalare il calcio di punizione per il Serramanna. Ultimi 30 secondi del primo tempo, vedremo se ci sarà del recupero. Meloni qui fermato da un attentissimo Giuseppe Deiana. Concesso però il calcio d'angolo, sembra essere stato concesso verso un minuto di recupero, anche se l'indicazione dell'arbitro probabilmente voleva andare a reclamare il pallone dalla panchina del Tertenia per la battuta di questo calcio d'angolo affidato al piede destro di Silva. Si formano le coppie in area, il tentativo ancora di Meloni non è fuori ma deviato, e dunque altro corner per la compagine ospite Tertenia, che si è fin qui difeso con grande attenzione, cesse poche occasioni. Il miglior attacco del campionato. Silva ancora, Michel Medda ha scelto benissimo il tempo dell'inserimento di testa, il pallone fuori, non di tantissimo. Occasione Serramanna al 45esimo, dunque proprio in conclusione di prima frazione. Mentre Murgia si prepara a calciare, vedremo se arriverà ora il duplice fischio da parte dell'arbitro. Fin qui diretto bene, una partita comunque corretta nel suo complesso. Murgia cerca la testa di Aresu, pallone ora a disposizione di Piroddi, cerca di saltare Medda, viene fermato irregolarmente. Punizione Tertenia che ora prova a concludere in avanti il primo tempo. 46:30 al nostro cronometro. È andato De Murtas a prendersi il pallone, va a dare anche indicazioni ai compagni sulla disposizione per questo calcio di punizione. De Murtas va dritto in porta,
pallone che tocca per terra e poi viene raccolto da un attento Concas. Eccolo qui il duplice fischio dell'arbitro. Tertenia e Serramanna vanno al riposo sul punteggio di 0-0. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Squadre in campo per l'inizio della ripresa qui a Tertenia. Si riparte dal risultato di 0-0, è stato un primo tempo però avvincente, occasioni da una parte e dall'altra. Dal punto di vista numerico, prevalenza del Serramanna ovviamente in termini di occasioni, ma anche il Tertenia ha dimostrato di voler interpretare questa gara con un piglio tutt'altro che compassato. Squadra che è pronta ad agire spesso e volentieri anche in contropiede, che è pronta a far male. Abbiamo detto varie occasioni anche per il Tertenia, ne abbiamo segnato 3 in particolare sul nostro taccuino. Qui ancora la squadra di casa che prova a lanciare in profondità. Mario Piroddi è pronto all'ingresso in area, ancora il numero 8, il gioco di gambe, poi scivola, poi Mirquazzeni prova a partire palla al piede, viene fermato, arriva il secondo cartellino giallo della partita, stavolta il destinatario è Gianbattista Aresu, giocatore entrato in campo nel finale di prima frazione per rilevare l'infortunato Daniele Salerno. Punizione Serramanna. Poco più di 90 secondi se ne sono andati. Nella seconda frazione è arrivato il fischio dell'arbitro, l'AI per Aretino. Il movimento di Michel Medda che si propone, riceve invece Maurizio Frongia, si gira e trova in verticale. Coccodi cercava la giocata di prima intenzione, il Tertenia è riuscito comunque a fermare l'offensiva rivale. Serramanna che insiste con Mirko Azzeni, il controllo di palla e poi il suggerimento in avanti per Alessio Meloni, spalle alla porta, cerca uno scarico, lo trova per Mirko Azzeni, centralmente Michel Medda, il pallone sul destro, poi tra le linee Silva. Attenzione a Frongia che cerca l'imbucata dentro, poi Silva ancora al limite dell'area, cerca lo spazio per il destro, il gol del Serramanna al secondo, nella seconda frazione, una staffilata in diagonale dalla distanza di Silva per lo 0-1, esulta Silva, un'altra perla nella sua stagione. Serramanna che riesce a sbloccare una partita tutt'altro che semplice qui allo stadio Isarranas di Tertenia. Ancora Silva a segno. Aveva avuto una buona occasione anche nel corso del
del primo tempo, in una circostanza peraltro simile, era stato concesso di poter calciare più o meno indisturbato dal limite dell'area. In quel caso si era opposto efficacemente Murgia. Vediamo se arriva la reazione immediata allora da parte del Tertenia con De Murtas. Vedremo se anche in questo caso cercherà la battuta diretta in porta. Va De Murtas con il sinistro teso, il pallone deviato di testa e termina poi fuori davvero di poco. Brivido per Concas e corner per il Tertenia. E dunque ha subito reagito al gol dello svantaggio. Qui da dimenticare il corner. Ed è pronto Concas. Cambierà la partita ovviamente da un punto di vista anche delle interpretazioni in seguito al gol del vantaggio del Serramanna. Medda di testa, Meloni allarga dove c'è Mirko Azzeni, si propone Alessio Meloni, avanza palla al piede Meloni, tutta la sua rapidità nel duello con Mero, il cross morbido verso Coccodi a vuoto di testa, Deiana prova ad allontanare, poi Lorrai, il pallone altissimo, qui spinto in maniera abbastanza evidente Alessandro Pani, punizione per il Tertenia. La battuta del calcio di punizione con la spinta qui da parte di Mirko Azzeni. Troppa fisicità nel suo intervento, secondo il signor Senes. Pronto alla battuta. Ancora De Murtas, sono suoi tutti i calci piazzati in favore del Tertenia. Indicazioni verso i compagni. De Murtas, mentre in panchina Salerno dà indicazioni ai suoi per cercare di evitare un altro stop tra le mura amiche dopo quello di cui vi abbiamo parlato contro il quarto 2000. Qui l'inserimento di testa da parte di Melis è buono, ma il pallone viene facilmente raccolto da Concas. Concas che è andato con la battuta lunga di testa. Deiana, De Murtas mette giù elegantemente, subito attaccato da due avversari. Si tratta di Michel Medda e di Silva, prova ad andarsene via, palla al piede, viene fermato ancora dal fallo di Mirko Azzeni. Motorino del Tertenia. De Murtas, giocatore molto molto dinamico e sgusciante. Sesto della ripresa, sempre De Murtas a incaricarsi della battuta del calcio di punizione, qui respinto di testa da parte di Mirko Azzeni. Silva con il tacco per Michel Medda, ha preso un po' in controtempo ma riesce ad arrivare sul pallone, allarga verso destra dove c'è Pietro Aretino, un giocatore a terra per il Serramanna. Si tratta di Mirko Azzeni, si rialza, ora il pallone è stato messo fuori. Nessun problema per il 51 nel Serramanna, mentre ci sono alcuni giocatori del Tertenia che stanno andando a effettuare il riscaldamento. Vedremo se a breve ci saranno degli altri cambi. Filippo Lai studia la situazione, il piazzamento dei compagni, quindi il tocco morbido verso Frongia, attaccato da Lorrai, pallone fuori, rimessa Serramanna. Silva prova a girarsi sulle sue tracce, c'è Aresu, allontana Deiana, Biolchini lascia rimbalzare il pallone, c'è il ritorno allora da parte di Frongia, Aretino in avanti, intervento da parte di Pani, subito profondo in direzione di Piroddi, quel rimpallo premia il Tertenia che può agire sulla tre quarti. Attenzione anche al taglio da parte del giocatore in maglia numero 16, si trattava di Gianbattista Aresu, il pallone salvato dal Serramanna. Brivido
Ancora per gli ospiti, qui una battuta dalla distanza col pallone che si abbassa un po' tardi, ci ha provato ancora il Tertenia, che ha avuto una buona reazione psicologica al gol dello svantaggio. Un pallone un po' corto verso Nicolazzeni. Concas, dove non ci sono compagni. Tutta la panchina del Tertenia ora a riscaldarsi. Due elementi invece per quanto riguarda il Sarramanna. Riconosciamo Sani. Attenzione a Coccodi che va a caccia del pallone, molto bravo ancora Deiana, lo taglia fuori usando bene il fisico, riesce a trovare ancora Aresu che però si trascina il pallone oltre la linea laterale. Filippo Lai mette il pallone fuori. Dovrebbe arrivare il momento di Matteo Podda per il Serramanna, tanto il pallone che preda qui facilmente di Concas, guadagna anche qualche secondo. Aresu, bucato un po' l'intervento, attenzione a Meloni, rientra sul destro, molto bene, si accentra ancora Meloni, qui finisce giù, rigore per il Serramanna al 10° della seconda frazione. Ha seminato il panico all'interno dei 16 metri Meloni, a giudizio del signor Senes, spinto alle spalle pochi istanti prima della battuta verso la porta di Murgia. E allora chance dagli 11 metri per la squadra di Fabrizio Carracoi. Le proteste, padroni di casa, capitanate da Deiana, non ha avuto esitazioni il fischietto cagliaritano. Sarà lo stesso Alessio Meloni a incaricarsi della battuta del penalty. Ultime proteste da parte di Deiana, che ancora non è assolutamente convinto del fischio del direttore di gara. Si attende ormai soltanto la battuta. Meloni contro Murgia. Arriva la battuta di Meloni, il gol del Serramanna che raddoppia. Trasformazione perfetta di Meloni, portiere da una parte, palla dall'altra, 2-0. Arriva il 12° gol stagionale anche per Alessio Meloni, che dunque raggiunge William Amorati. In cima alla classifica dei marcatori questo girone A del campionato di prima categoria. E allora sarà senz'altro più difficile reagire per il Tertenia. Rischia di essere una mazzata anche psicologica questo 2-0. Ci riprova subito però Biolchini. Pallone alto sopra la traversa, su un problema qui per Concas. Serramanna che verosimilmente proverà un po' ad addormentare ora la partita, ad agire magari in contropiede, facendo sbilanciare il Tertenia, che sarà costretto ovviamente a questo punto a gettarsi in avanti. Il colpo di testa con il pallone recuperato da Nicolazzeni. Silva all'indietro, Aretino.
Solito inseguire il pallone, va a mettergli un po' di pressione Biolchini. L'ultimo tocco qui è stato di Coccodi. Anticipo di Frongia. Attenzione ancora al Tertenia. Qui Silva, partita molto molto buona. Anche la sua Lai prima rischia qualcosa sul primo controllo, poi è bravo a recuperare. Attenzione a Serramanna, qui c'è un'autostrada in settore di sinistra per Mirko Azzeni, che però non viene servito, preferisce andare con calma dalle parti di Pietro Aretino. All'indietro Nicola Azzeni. Azzeni ancora chiede il pallone, si tratta ovviamente di Mirko Azzeni, pallone che arriva in ritardo e allora è facile qui l'intervento da parte del giocatore del Tertenia, mettere la sfera oltre la linea laterale. Frau, Coccodi ha provato a prolungare la traiettoria con il petto, ci è riuscito bene verso Mirko Azzeni. Attenzione ancora Meloni, la risposta qui da parte di Murgia, poi il pallone che resta lì e termina fuori, rimessa dal fondo per Murgia. Ha rischiato ancora il Tertenia al 14° della ripresa. Rischia di subire un po' il contraccolpo come ci immaginavamo, contraccolpo del 2-0. Il Tertenia ora a cercare risorse per provare a mettere in discussione l'esito di questa partita. Mereu con le mani, vede il movimento del compagno, si trattava di Pani con la maglia numero 17, Pani che è riuscito a guadagnare rimessa laterale. Mereu, ancora lo scambio con Pani, potrebbe liberare il destro per il cross. Mereu non ci riesce, è vincente in questo caso la pressione da parte di Mirko Azzeni. Meloni con grande calma, il tocco con il petto all'indietro. Medda esce dalla pressione avversaria appoggiando tutto a destra verso Aretino, lo scatto di un inesauribile Alessio Meloni. Su di lui qui fa buona guardia però il numero 6 Deiana. Aretino, Frongia, ancora Aretino. Silva e poi Frongia, tantissimo spazio, qui non lo aggredisce nessun giocatore del Tertenia. Poi Medda che non trova poi il compagno sul tentativo di cross. Qui vita facile per Murgia, estremo difensore del Tertenia, che ha optato per il lancio lungo, non semplice ovviamente per De Murtas arrivare su questi palloni. Silva, Mirko Azzeni, appoggio laterale per Frongia, l'1-2, quindi Michel Medda gioca sul velluto ora il Serramanna, qui sbagliato e non di poco il lancio di Michel Medda, anticipo di Nicola Azzeni. Silva non controlla, qui Melis rischia un po' di pasticciare, arriva Murgia. Aretino, si alza ancora il vento, riprende vigore lo stadio di Sarranas, pallone che è in gioco. De Murtas prova ad addomesticarlo in mezzo a due, viene fermato regolarmente secondo il direttore di gara. Vediamo se parte il contropiede del Serramanna. Ora rapidissimo Alessio Meloni, come sempre bravo qui Mereu, sporcare il pallone. Murgia, quindi Tertenia che si affida ad Aresu, sventaglia con il destro, il pallone frenato qui dal vento, può essere comunque giocato da Pani. Si propone Aresu sul settore di destra, non viene servito da De Murtas. Nicola Azzeni fa valere anche il fisico e propone in direzione di Frau. Meloni, quindi con più calma ora il Serramanna. Mirko Azzeni, ci sono spazi, vediamo se li sfrutta la squadra di Fabrizio Carracoi, che libera qui bene spazio per la discesa di Aretino, rapidissimo, un treno qui Pietro Aretino all'indietro per Silva, può calibrare ancora la conclusione con il destro. Silva perde un po' il tempo per la battuta
cercava di guadagnare il fondo, è fermato da Lorrain, poi c'è il tocco con la mano qui da parte di Frongia. Arrivano delle sostituzioni in casa Serramanna, c'è Sani. E c'è anche il giocatore in maglia numero 54. Dovrebbe trattarsi di Matteo Podda, che va a prendere il posto di Luca Coccodi. Fai uscire il 5 che sta giocando male. Metti fuori il 5. E l'altro giocatore ad abbandonare il rettangolo di gioco è Pietro Aretino. Rilevato dal numero 2 Abdurrahman Sani, giocatore classe 1997. Mirko Azzeni a colpire il pallone, qui Lai commettendo fallo e allora chance col calcio di punizione dal limite per il Tertenia. Mentre confermiamo dovrebbe trattarsi di Matteo Podda con il numero 54 per il Serramanna, anche se nella distinta che c'era stata consegnata dove il numero 52. Sarà ovviamente De Murtas con il mancino cercare la trasformazione di questo calcio di punizione molto invitante per il Tertenia, che può cercare di riaprirla al 20°. Molto folta, come è comprensibile, la barriera schierata dal Serramanna. Si attende il fischio dell'arbitro, c'è ancora qualcosa da sistemare in termini di distanza. Un semplice tenere il pallone fermo, campo che è spazzato via da un vento sempre più forte. È arrivato ora il fischio dell'arbitro, va De Murtas, respinto dalla barriera. Non è finita, Biolchini, Sani sulle sue tracce, arriva poi anche Silva che calcia lontanissimo. Pronta una sostituzione anche in casa Tertenia con il numero 18 Andrea Melis, che sta per fare il suo ingresso sul rettangolo di gioco. Bravo Andrea, dai! Bravo Andrea! Questo è il cambio del Tertenia con l'uscita del giocatore in maglia numero 8 Mario Piroddi. De Murtas, poi ancora il Tertenia che ci prova, il pallone un po' arretrato ma che arriva comunque a destinazione per Aresu, quindi Pani cerca la fuga sulla destra, arriva il ripiegamento difensivo da parte di Meloni, evitato con un tunnel da parte di Pani, che però non riesce a dar seguito alla sua azione. Allora Meloni risponde, rende Pan per Focaccia, un tunnel da una parte, un tunnel dall'altra, 1-1 e palla al centro. Qui intanto un problema fisico per un giocatore del Serramanna, mentre Deiana ha qualcosa da dire all'arbitro in maniera anche abbastanza vivace. Dovrebbe essere Frongia, se non vediamo male, il giocatore a terra per il Serramanna. Vedremo se ci sarà bisogno di un altro cambio per Fabrizio Carracoi, rialzato, meglio, viene aiutato a rialzarsi anche da Michel Medda, anzi da Nicola Azzeni.
Qui rischia Merewe, infatti arriva il fischio dell'arbitro. Secondo il numero 2 del Tertenia l'intervento era arrivato con la spalla, situazione abbastanza dubbia, l'arbitro è stato di opinione difforme, punizione Serraman e ovviamente si avventa sul pallone Silva da una posizione non troppo diversa da quella, ha fatto male al cannonau Ierzupicchi, quella di Serraman, in un recupero di campionato che vi offrimmo in diretta su Directa Sport. In quel caso la posizione era leggermente più ravvicinata, comunque siamo lì, siamo sui 20 metri, cerca la concentrazione Silva, che ricordiamo ha aperto le marcature qui allo stadio Isarranas, permettendo alla capolista Serraman di sbloccare una partita non semplice contro un orgoglioso Tertenia. 24esimo, è pronto Silva con la rincorsa, la battuta a giro, palla alta sopra la traversa, ha preso il giro giusto il destro di Silva. Murgia è pronto per la battuta dal fondo, il Tertenia che ovviamente continua ad avere un atteggiamento abbastanza positivo in questa partita, semmai scollegato mentalmente dalla gara, nemmeno dopo l'ammazzata del 2-0 con il calcio di rigore trasformato da Alessio Meloni. Vista la situazione, Carracoi intanto proprio può continuare a far rifiatare William Amorati, ancora seduto in panchina, mentre qui Concas cerca ancora di guadagnare qualche secondo. 25esimo, dunque 20 minuti più recupero al termine di questa sfida valida, lo ricordiamo, per il 13esimo turno del campionato di prima categoria. Girone A, Meloni mette in mezzo per Podda, leggermente troppo lungo, pallone che è uscito e infatti ci sarà rimessa dal fondo per Murgia. Ancora qualche manovra sulla panchina del Tertenia, vedremo se ci saranno gli altri cambi in vista. Murgia fatica a tenere fermo il pallone per la rimessa dal fondo, vento che c'è, che a tratti diventa molto insistente, poi si abbassa, insomma di difficile interpretazione anche le condizioni atmosferiche a Tertenia in questo pomeriggio. Ricordiamo anche i prossimi impegni di queste due formazioni, Tertenia che sarà di scena la prossima settimana sul campo di Il Bono, mentre il Serraman riceverà la visita del Cuscagliari. 13esimo turno di campionato che è completato dalle sfide tra Atletico Settimo e San Roque, Barisardo e Uragano Pirri, Capoterra e Quartu 2000, Ierzupicchi e Il Bono, Cuscagliari, Atletico Cagliari, Gemini Pirri e Villagrande. Quindi ancora Villa Simius, Atletico Lozzonai e Virtus San Sperate contro Cardedu. Vedete ancora vento che si fa più forte, calcio regionale che ha visto questo pomeriggio alcune partite rinviate causa vento. Una ve l'avremmo dovuta raccontare, eravamo pronti con i nostri Andrea Farris e Roberto Ligioi, la sfida dello stadio Angelo Caocci di Olbia tra Porto Rotondo e Monastir, che si giocherà a questo punto in un'altra data. Vento fortissimo in Gallura, vento che ha reso impossibile la disputa della partita. Si continua a giocare invece qui a Tertenia con Silva che è solo però contro 5 avversari, cerca comunque di caricare il destro, respinto. Migliore in campo senza ombra di dubbio Silva, giocatore dal tasso tecnico notevolissimo, un giocatore da altri palcoscenici. Attenzione al Tertenia dall'altra parte,
diagonale qui cercato dal numero 18 Andrea Melis. Un nuovo ingresso in campo per Salerno. 28esimo. La rimessa sarà per Lorrai. Qui si abbassa notevolmente De Murtas, calcia con l'esterno allargando in direzione di Mereu. Mereu in avanti a cercare Aresu, anticipato da Frau. Pallone qui allargato a sinistra, va in pressione Sani per il Serramanna. Deiana mette giù, prova a costruire un forcing Serramanna, che però qui perde subito il pallone con il recupero di Silva su De Murtas. Ancora il 5, il lancio in profondità con l'esterno, molto molto bello per Podda, che perde il duello fisico però con Simone Melis, applaudito dal pubblico dello stadio Isarranas di Tertenia per questo sforzo in fase difensiva. Appunto De Murtas verso Aresu, anzi Pani, il controllo non semplice per Pani, pallone perso, Frongia, Mirko Azzeni, quindi Alessio Meloni, vediamo se parte ancora in velocità, prova ad autolanciarsi, forse l'ultimo tocco è stato proprio il suo, non è così secondo l'arbitro, messa con le mani per il Serramanna, quando sta per scoccare la mezz'ora del secondo tempo. 2-0 per gli ospiti, ricordiamo le marcature al secondo della ripresa, il diagonale dal limite dell'area vincente di Silva e poi al decimo il calcio di rigore trasformato da Alessio Meloni. Avvio di ripresa è stato fatale dunque a un buon Tertenia tutto sommato in questo ventoso pomeriggio. Qui sgambettato Sani, si continua a giocare, Mirko Azzeni non è spostato ora anche dal vento come avete potuto vedere. Frau all'indietro, Nicola Azzeni lascia scorrere qui per Meloni, resiste alla carica, fiora anche un po' di stanchezza tra i padroni di casa come è comprensibile ora. Frau, Frongia si gira benissimo, poi trova Silva, attenzione ancora al numero 5, ennesimo tentativo di serpentina, qui non c'era il fallo, Medda all'indietro, allunga la gamba, si prepara un altro ingresso in campo, qui c'è l'intervento arbitrale, comandato il calcio di punizione in favore del Tertenia. Pronto un doppio cambio, anzi cambio da una parte e dall'altra. Con il numero 22 Marco Ena per il Serramanna farà il suo ingresso in campo. Dall'altra parte c'è Mariano Di Santo con il numero 20. Giocatore classe 1976, Mariano Di Santo, mentre c'è ancora da attendere prima dell'ingresso di Marco Ena. De Murtas sul pallone, ancora il suo tentativo teso ma respinto facilmente. Frongia a contrasto, Silva a inseguire il pallone, Mereu con Pani che riesce a mantenere in campo e guadagna anche un buon calcio d'angolo per il Tertenia. Partita che non è ancora chiusa, ci vuole credere fino alla fine, la squadra di casa vuole lasciare le zone basse della classifica. È uscito Lorrai ovviamente in precedenza e anche qualche problema alla caviglia destra, per lui una vistosa fasciatura per il laterale di sinistra del Tertenia. Battuto il corner, pallone allontanato di testa da parte di Azzeni, poi il destro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa. Vediamo se ora viene autorizzato il cambio da parte del signor Senes.
C'è ancora da aspettare per Ena. Deiana, poi Medda. Podda non può assolutamente arrivarci. Eccolo qui il cambio, con l'uscita di Maurizio Frongia, una delle tantissime note positive di questo pomeriggio in casa Serramanna. Al suo posto c'è Marco Ena. Cambio che arriva al minuto 34 del secondo tempo. Gioco che può riprendere ora con la rimessa laterale a beneficio di Giuseppe Deiana. Impressione su Pani, pallone recuperato dal Serramanna. Michel Medda trova Alessio Meloni che ne ha ancora per correre. Ne ha anche Mirko Azzeni che non riesce qui nel dribbling. Bravo nell'1 contro 1 Mereu. Bravo Giuseppe, bravo! Scarica su Simone. Mereu, De Murtas d'indietro, ancora De Murtas. 10 minuti al termine, 10 minuti ancora per le speranze del Tertenia di riaprire una partita complicatissima. Intanto a tagliare qui il campo ancora Alessio Meloni, ci arriva in anticipo Murgia. Dicevamo 10 minuti anche per il Serramanna per blindare invece il risultato e condurre in porto l'11ª vittoria in 13 partite in questo campionato di prima categoria. Termina per terra qui Aresu. Matteo Aresu in particolare, il calcio di punizione battuto da De Murtas direttamente sulla testa di Michel Medda. Allora c'è spazio per la ripartenza da parte di Podda, si allunga il pallone, duello in velocità con Deiana. Podda prova a mettere un cross basso verso il centro allontanato da Mereu, ma ha già recuperato il pallone dal giocatore del Serramanna che cercava in qualche modo di invitare all'azione dall'altra parte Mirko Azzeni. Riparte il Tertenia invece con Mariano Di Santo. Prova ad andarsene in velocità Andrea Melis, spinto. Punizione Tertenia. (36esimo in corso). Come sempre De Murtas a battere. Parte De Murtas col sinistro, ancora respinto dalla barriera. Ci riprova, De Murtas raccoglie facilmente qui Concas. Qui Azzeni rischia qualcosa allungandosi il pallone, poi se ne va in dribbling. Chiama in causa Frau. Due avversari, finisce col perdere il pallone Frau. Controlla male però De Murtas, rimessa Serramanna. 37esimo in corso. Va a cercare ancora là davanti Alessio Meloni. Sempre tantissime energie. Sani. A trovare Podda, Silva. C'è ancora tantissimo spazio sulla sinistra per Mirko Azzeni. Nemmeno qui viene servito. C'è il recupero di palla da parte del Tertenia con Pani che è molto caparbio qui. Trova Di Santo, bene per il movimento da parte di De Murtas. Ancora Di Santo, attende un po' troppo prima di giocare il pallone. Allora da dietro l'intervento di Ena. Alessio Meloni mette giù con calma, vuole ragionare.
Ena, ancora Ena. L'intervento falloso e i danni di Mirko Azzeni, cartellino giallo per Matteo Aresu. Cartellino rosso, è andato a dire qualcosa di troppo. Si accende qualche scintilla qui. Espulso allora Matteo Aresu al 38esimo, Tertenia in 10 uomini e a questo punto diventa sempre più impervia la montagna da scalare per la squadra di Salerno, sotto di 2 gol e ora anche di un uomo per l'espulsione di Matteo Aresu, che era andato a intervenire in ritardo su Mirko Azzeni. Proteste che vanno avanti dalla panchina, c'è bisogno di un altro richiamo. Anche il capitano del Tertenia Tremeloni lascia scorrere il pallone per Mirko Azzeni, poi si lancia in profondità, eccolo ricevere il pallone, il corpo a corpo con Melis, che è bravo anche qui, recupero palla, viene premiato anche dal rimpallo ed esce palla al piede. Sani tocca subito per Podda, troppo lungo, rimettere in gioco qui sarà il Tertenia. 5 minuti più recupero al termine. Saramanna 2, Tertenia 0. Allo stadio di Sarranas è pronto un altro cambio per il Saramanna. C'è il lancio per Di Santo, fa buona guardia Frau, poi Concas, prima con i piedi e poi con le mani. È pronto un altro cambio per il Saramanna. Sta per entrare il giocatore in maglia numero 26 Stefano Pau, mentre Sani qui perde il pallone, prova a lanciarsi Biolchini in anticipo, Nicola Azzeni che evita il corner, concede però la rimessa con le mani al Tertenia, 41esimo. Biolchini contro Sani ed Ena, vediamo cosa riesce a combinare, guadagna un calcio d'angolo. Mentre prosegue il riscaldamento di Pau. Il corner di De Murtas, l'uscita di Concas che poi dà modo ai compagni di guadagnare qualche metro da rimandare ancora l'ingresso in campo. Allora da parte di Pau, 42esimo ora, la battuta lunga da parte di Concas, qui Ena a caccia della sfera, prova a mettere in mezzo, che arriva docile dalle parti di Murgia. Sani la rimessa sarà sempre per il Serramanna, che ora amministra senza rischiare nulla il successo fin qui meritato. Fuori Mirko Azzeni per il Serramanna e dentro Stefano Pau. Questo è il cambio che arriva allora al 42esimo. Qui Deiana sbuccia il pallone, Podda si lancia all'interno dell'area, Mereu riesce ad allontanare
non è finita. Ena ancora verso Podda, alza la testa, è pronto a proporre il cross, tocca soltanto il portiere del Tertenia e poi la battuta in porta da parte del nuovo entrato Pau, che termina a lato. Si attende ormai solamente il triplice fischio, partita che sembra ormai aver eletto in maniera definitiva il proprio vincitore. La capolista Serramanna, che non ha tremato su un campo difficile così come quello del Tertenia. Intanto il lancio di De Murtas, colpo di testa qui interessante all'indietro, Di Santo allarga bene ancora il gioco, ci prova fino all'ultimo comunque il Tertenia. La discesa di Ipani, calcia lontano Frau. Con il numero 6 intanto per il Serramanna entra il classe 95 Alessio Argiolas, sostituzione che dà modo a Silva di godersi questa passerella finale. È stato lui il miglior giocatore di questa partita, senza ombra di dubbio. E dentro Argiolas per questo finale di gara. Dovrebbero essere 4 intanto i minuti da recuperare, sembrate essere questa l'indicazione del signor Senes, mentre Di Santo cerca sbocchi. Ovviamente abbiamo detto Silva come MVP di questa partita, ma da elogiare anche la prestazione dell'altro marcatore del Serramanna, ovvero Alessio Meloni. Tantissimo dinamismo e anche lui del resto è elemento di categoria superiore e non lo si scopre oggi. Giocatore a terra intanto per il Tertenia. Un colpo al costato, poi si rialza ed è pronto a riprendere il gioco. Cercheremo di identificarlo quanto prima mentre si prepara la battuta del calcio di punizione. Si trattava del numero 18 Andrea Melis, che ora va a prendere posto al limite dell'area, pronto a saltare. Arriva la battuta di De Murtas, provano a inserirsi in due, la battuta verso la porta da parte di Michael Biolchini, blocca a terra Concas. Tertenia pericoloso al 46esimo. Battuta di Concas, Meloni riesce a far scorrere il pallone in direzione di Podda, poi Argiolas e arriva il 3-0 del Serramanna. Qui il Tertenia che concede giocoforza, grandi spazi, allora bravo a sfruttarli il Serramanna. 3-0, chiude definitivamente la partita Alessio Argiolas, eccolo qui inquadrato. Entrato da pochissimo Argiolas, ha trovato subito una soddisfazione personale andando ad arrotondare ulteriormente il bottino in favore della squadra di Fabrizio Carracoi. Manca 1 minuto e mezzo circa ancora da giocare. Vediamo se il Serramanna spinge ancora. Qui con Podda chiede il pallone Pau. La battuta dalla distanza qui di Podda, bloccata da Murgia. De Murtas. Ancora a lavorare questo pallone, poi a cercare la profondità per Biolchini, che prima del gol del 3-0 di Serramanna ha avuto una grande opportunità
sugli sviluppi di un calcio piazzato. Termina a terra intanto Concas, infortunato dopo il contrasto con il numero 11 avversario. Una botta fianco per Concas, nulla di particolarmente preoccupante. E allora calciato lungo Nicola Azzeni, De Murtas, contrasto qui con Pau, fallo lo ha commesso il giocatore in maglia numero 26 del Serramanna. Ancora una battuta qui da parte di Aresu, pallone sul fondo, tentativo velleitario. Quando ormai ovviamente la situazione è disperata per il Tertenia, che ha abbandonato concomitanza più o meno con l'espulsione di Aresu e velleità di poter riaprire l'incontro. La battuta dal fondo da parte di Concas finisce qui, 11ª vittoria in 13 partite per la capolista Serramanna, che batte il Tertenia a domicilio con il risultato finale di 3-0. A decidere sono le reti di Silva, di Alessio Meloni su calcio di rigore e poi di Argiolas nel finale. Altri 3 punti per la squadra di Fabrizio Carracoi, che dunque consolida il primato. Il Tertenia che esce da questa gara con una buona prestazione, almeno per un'ora di gara. Tertenia che ha sperato di rimettere in sesto il risultato, più o meno come detto poco fa, fino all'espulsione di Aresu per proteste. Allora a me non resta altro che chiudere il collegamento qui dallo stadio di Tertenia. Ringrazio Mattia Azzeni per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di giornata, sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.